Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più, io sono Mattia e bentrovati con la nostra rubrica sportiva con tutti i risultati sportivi della settimana. L'ottava giornata della Serie A è iniziata sabato alle 15 con uno scontro salvezza, Spezia-Salernitana. Lo Spezia è stato in grado di battere la Salernitana per 2-1. Questa ennesima sconfitta però ha portato all'esonero dell'allenatore della Salernitana, Castori. Non si sa ancora chi verrà preso al suo posto, ma si spera possa togliere la Salernitana dall'ultimo posto in classifica con solo 3 punti. Alle 18 si è giocato il primo big match della giornata, Lazio-Inter. L'Inter è andata in vantaggio al 12° minuto con un calcio di rigore guadagnato da Nicolò Barella e realizzato da Ivan Perisic. Nel secondo tempo però l'Inter si è dimostrata un po' troppo passiva. La Lazio ha prima trovato il pareggio sempre su rigore con Ciro Immobile per un fallo di mano del difensore Bastoni e poi ha segnato il 2-1 con Felipe Anderson, gol oggetto di polemiche in quanto un giocatore dell'Inter era rimasto a terra. L'Inter ha continuato ad attaccare ed è arrivata al tiro. Il tiro è stato parato dal portiere della Lazio che ha fatto partire subito i suoi in contropiede che hanno segnato attaccando proprio dal lato in cui era per terra il giocatore dell'Inter. L'arbitro non ha fermato il gioco e quindi il gol è stato convalidato. Nel minuti di recupero è arrivato anche il 3-1 di Milinkovic-Savic con cui la Lazio ha vinto la partita. Il sabato sera invece è culminato con una partita davvero emozionante, cioè Milan-Verona. Il Verona ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, con il Milan in ampia difficoltà e con un giocatore infortunato sostituito al 30° minuto, cioè Ante Rebic. Con 2 cambi nell'intervallo, il Milan ha cercato di ribaltare la partita e ci è riuscito. Prima, al 60° ha segnato il gol dell'1-2 Olivier Giroud, attaccante della nazionale francese. Infine ha trovato il pareggio per 2-2 con Kessie su rigore e pochi minuti dopo è arrivato l'autogol di un difensore dell'Hellas Verona. In questo modo il Milan ha vinto la partita per 3-2 ed è rimasto in scia del Napoli. La giornata della domenica invece è iniziata con la prima vittoria stagionale per il Cagliari di Walter Mazzarri. Il Cagliari che ha battuto per 3-1 la Sampdoria nell'anticipo delle 12:30. Alle 15 invece abbiamo visto la roboante vittoria dell'Atalanta per 4-1. A segno durante la partita Duvan Zapata, che così raggiunge i 100 gol in Serie A. Il posticipo della domenica sera invece è stato il secondo big match della giornata e forse anche quello più atteso, Roma-Juventus. Si giocava allo Juventus Stadium di Torino e la partita è terminata sul punteggio di 1-0 per la Juventus. Partita decisa quindi da un gol di Kean, un gol molto fortunoso, in quanto su un cross dalla sinistra di De Sciglio la palla è stata colpita da un altro giocatore della Juve di testa che l'ha tirata contro la testa di Kean, il quale ha segnato. La Roma ha avuto l'occasione molto grande per pareggiare su un calcio di rigore. Il calcio di rigore purtroppo è stato fallito da Veretout, anche merito di una grande parata del portiere della Juventus, Szczęsny. La partita nel secondo tempo poi è stata molto combattuta, la Roma però non è mai riuscita ad avere delle occasioni limpide per segnare, merito della difesa bassa della Juventus e soprattutto del suo capitano Giorgio Chiellini. Per questa settimana è tutto amici di Un Sorriso in Più. Ci vediamo settimana prossima sempre su questo canale con Passione Sportiva di Mattia. Ciao!